L'annuncio del governo regionale dello scorso mese di destinare 100 milioni di euro per garantire l'assistenza alimentare alle famiglie in grave disagio socio-economico per effetto del Covid-19 rischia di innescare e di scaricare sui comuni siciliani una tensione sociale insostenibile e il rischio reale che le misure straordinarie introdotte si rivelino in parte un pericoloso boomerang. Trattandosi di fondi comunitari da rendicontare con procedure complesse, c'è il rischio della decadenza dei benefici. E questo l'allarme lanciato dal sindaco di Ribera Carmelo Pace in una lettera inviata al presidente della regione e sottoscritta dagli altri sindaci della nostra provincia. Per i fondi relativamente ai buoni spesa, i comuni agiscono su due misure. Una sono i fondi statali, e nella fattispecie il comune di Ribera, ma penso anche gli altri comuni già li hanno spesi o comunque già stanno per arrivare a tutte le famiglie siciliane. Quelli di Ribera già li hanno ricevuti. Poi c'è un altro capitolo che sono i fondi regionali, circa 100 milioni di euro. Questi fondi sono fondi comunitari. Abbiamo scritto una lettera al Presidente della Regione perché, così come è scritta la posta attualmente nel bilancio della Regione, non possono essere utilizzati dai comuni e quindi difficilmente le famiglie siciliane riceveranno questi buoni spesa. Per quale motivo? Perché intanto i comuni siciliani non hanno un bilancio di previsione approvato e quindi se non c'è una deroga non possiamo scrivere queste somme in bilancio. Quindi chiediamo una deroga, così come è successo con i fondi statali. Lo Stato ci ha autorizzato in deroga al bilancio di previsione di scrivere comunque le somme in bilancio. Se non sono chiaro questo tecnicismo lo posso rispiegare, perché questo è fondamentale sia per questi fondi che per tutti gli altri fondi che arrivano o arriverebbero dallo Stato e dalla Regione. I comuni siciliani non hanno approvato il bilancio di previsione nella quasi totalità. Quindi quando arrivano questi soldi, questi fondi, li dobbiamo iscrivere in bilancio. Quindi ci devono autorizzare a scriverli in bilancio anche in assenza di bilancio. Ed è la prima cosa che abbiamo chiesto nella nota. La seconda cosa che abbiamo chiesto nella nota è, trattandosi di fondi comunitari, le procedure di rendicontazione sono troppo lunghe. E quindi da qui che noi attiviamo le procedure, l'emergenza Covid è ben che finita e le famiglie siciliane non riceveranno quanto da loro atteso. E quindi c'è il rischio che le famiglie siciliane hanno così delle aspettative nei confronti della regione, ma soprattutto dei sindaci immediate, e che in realtà invece collimano con la realtà dei fatti. E quindi per venire incontro alle famiglie chiediamo alla regione di attivarsi immediatamente con altre procedure e altri fondi. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, sì. Sindaco, dico, il vostro interlocutore al momento chi è? Il nostro interlocutore adesso è stato il governo della regione nella persona dell'assessore Arnao.